di Urbania, signor sindaco di Agri, cittadini adriesi, cittadini urbanesi o anche durantini, come preferite? Durantini, noi siamo adriotti invece. La giornata di oggi, smentitemi se potete, resterà segnata negli annali della storia. Perché ditemi voi quando a memoria d'uomo si è avuta notizia di un gemellaggio tra Befane? La Befana è il simbolo della nostra tradizione più genuina e popolare, che ci riporta alle nostre radici, che sono quelle della cultura contadina. Amata, attesa, accolta con simpatia, la Befana trasvola i tempi e resiste anche in tempi così difficili. Ricordate tutti quando nel 1977, in situazione di austerità per il Paese e di politica di riduzione dei giorni festivi, Andreotti, proprio lui, provò ad abolire la festa della Befana. Fu una rivoluzione, un sollevamento popolare, una rivolta degli italiani che non mandarono giù che la nostra festa, carissima sorella, venisse abolita. E se la Befana allora è stata in grado di sollevare il Paese, cosa potremo fare da oggi? Due Befane coalizzate! Brava! Il fatto di gemellaggio che oggi firmiamo ci rende orgogliosi come città, come organizzatori delle reciproche feste, che marciano e crescono solo grazie alla generosità dei volontari e delle tante associazioni che le supportano. Grazie sorella di Urbania, grazie carissima per aver portato la tua gobba ad Adria. E parafrasando una consuetudine dei giovani di oggi, io non ti dico dammi 5, ma ti dico dammi la gobba! Benissimo! Da oggi partiamo sulle nostre scope per un'avventura che sono certa darà frutti duraturi e proficui. Un nostro proverbio recita: bacio dà per forza non vale la scorsa, un bacio dato forzatamente non vale niente. Ma io, carissima sorella di Urbania, il mio bacio anche virtuale, te lo do di tutto cuore, te lo do sinceramente, perché da questo patto che ci accingiamo a firmare nasceranno grandi cose. Cara Befana di Adria, grazie, hai scritto una bellissima lettera, ci hai fatto una bellissima accoglienza, siamo molto felici di essere qui, ma io sono la Befana di Urbania, ma in Urbania non c'è una sola Befana come qui, noi siamo tante, come vedi abbiamo già diverse Befane qui, ma siamo veramente tante, anche 100 Befane siamo state in Urbania. E quindi da bambine, da ragazzine, di tutte le età, insomma, nei giorni della festa della Befana tutti noi partecipiamo per fare una festa molto grande, insomma. Vengono persone da tutta Italia, vengono dei pullman e anche i turisti vengono coinvolti, quindi anche loro possono partecipare, si vestono, noi abbiamo un laboratorio che lavora tutto l'anno, che cuce, che
fa le gonne, fa le mantelle e quindi tutti possono partecipare, possono aderire a questa festa. Poi abbiamo la calza più lunga del mondo, che è quanti metri? Ecco, oltre 50 metri, tutte le persone, i turisti, i bambini, i grandi, adulti, tutti vogliono toccare la calza perché è la calza della fortuna. E quindi facciamo una sfilata con questa grande calza su tutte le vie principali di Urbania, quindi andiamo dalla sede del comune fino al teatro e tutti che corrono, insomma, che vogliono andarla a toccare, ecco, per avere la fortuna tutto l'anno. Poi abbiamo la sciarpa, perché durante l'anno tutte le befane vanno per ogni giorno vanno lì a sferruzzare e a fare una bella sciarpa molto più lunga della tua. E quindi ecco, queste 3 giornate in cui il sindaco consegna la chiave alla Befana, le Befane, ecco, c'è la Befana che comanda e tutte le Befane che scorazzano per la città, quindi in lungo e in largo, e ci sono salti in banco, artisti di strada, insomma, sono 3 giorni di festa veramente belli, grandi per i bambini, per tutti, per gli adulti. Inoltre un'altra caratteristica che abbiamo, siccome vengono tanti camper, tante persone che vanno negli agriturismi, nei B&B, insomma, qui del nostro territorio, le Befane la sera portano i regali, quindi vanno direttamente nel camper o nell'agriturismo dove sono i bambini, quindi noi ci dividiamo le zone e consegniamo i regali direttamente a loro, quindi c'è un'organizzazione spettacolare. Poi la vedrete se il prossimo anno o comunque ecco in futuro verrete a trovarci, saremo molto felici di ospitarvi. Ecco, questo gemellaggio sarà l'inizio di una bella storia. Un bel bacio. Auguri a tutti sia per il Buon Natale sia per l'Epifania e tutte le feste che ci sono, insomma, da qui in poi. Grazie cara sorella, anche noi devo dire che non ce la caviamo male, abbiamo tanto da lavorare dai 3 ai 6 gennaio, ma saremo felicissimi di poter vedere il prossimo anno fuori tempo massimo per fare, perché anche voi lavorate in quel periodo. Sì, c'è molto da fare. Arrivo a fare, c'era la Simonina lì che chiudevamo gli occhi in alto, vero? Allora, pronti? Adesso c'è la firma del patto. Cara Befana, sorella cara, Sì. vedi che il patto te l'ho messo su un mattarello, perché come la nostra prologo ha sottolineato, il tipico mattarello. Allora guarda Befana, che anche il nostro crostolo tipico di Urbania va steso col mattarello, quindi hai proprio scelto bene. Allora, doveva esserci la mia aiutante, la carissima Sadina, a leggere il patto di gemellaggio. Purtroppo sapete che sono tempi un po' complicati, quindi leggerò io. Leggi te, va bene. Sì. Patto di gemellaggio, Urbania, Adria. Ma chi è questa Befana? È una vecchia alquanto strana. Con le scarpe tutte rotte lei volteggia nella notte. È incantesimo, magia, sopra i tetti sfreccia via, silenziosa ed irreale quando il buio è siderale. Dentro il sacco rattoppato tutto un mondo ha conservato, tradizioni e focolari, storie e storie da ascoltare. Una carta sul camino trova appena ogni bambino e carbone lascia un po', poi sparisce col falò. 2 Befane
merce rara, una primizia. Qui solenne è la promessa, con la firma resta impressa. Un cammino intraprendiamo che ci porterà lontano. La rima non è strana. Viva, viva la Befana! Anche la Befana ha uno scambio di doni, scambio di doni con la Befana, perché la Befana effettivamente i doni chi li porta? Porta i bambini buoni, qui non lo so se sono tutti buoni. Ma certo! Allora, cara Befana di Urbania, io ti omaggio di un lavoro artistico di un nostro artista locale, Alessandro Chiedi. Tu devi sapere che la zona più caratteristica di Adria è Canareo in dialetto. In questa zona di Adria c'è una piazzetta, 7 camini. Abbiamo pensato che i 7 camini di Adria potessero essere un'ottima idea anche per te, cara Befana, che di cammini te ne intendi. E quindi ecco a te il nostro omaggio. Grazie mille Befana, molto bello, lo metteremo adesso nella nostra proloco dove ci sono tutte le Befane, così tutte potranno ammirarlo. Anche noi abbiamo portato un regalo. Allora, abbiamo portato un piatto di ceramica perché Urbania è anche la città della ceramica, ci sono molti ceramisti che fanno dei lavori molto interessanti. Questa è una ragazza giovane, quindi una giovane artista di Urbania che ha disegnato la Befana tipica di Urbania, perché è una cosa che non ho detto, da noi la Befana scende dal campanile, Sì, ecco, quindi dal campanile del comune. È un mio grande sogno, ma Ecco. è tanto alto. È molto alto. La nostra fa anche delle piroette nell'aria, insomma. E poi lancia le caramelle ai bambini, i bambini l'applaudono, insomma, e poi scende giù in piazza e dove viene accolta da tutti con il battimano. Grazie carissima sorella, grazie. Grazie sorella di Adria. Un bacio a te e a tutta la città di Adria.